Potere a voi, cari ascoltatori vicini e lontani, ancora il buongiorno da Sammy Varin, Radio Libertà. Vi tengo compagnia fino a mezzogiorno parlando un po' più di territorio e soprattutto il vostro, leggendo le vostre segnalazioni che sono arrivate nelle ultime ore tramite WhatsApp al 340 6709 659, parlando di Lega, of course, ma in questo momento parlando di giustizia con il Qui Parlamento. Pochi minuti è in arrivo. Preparatevi. Intanto un'occhiata alle ultime notizie. Apre tutte le agenzie e il sito del Corriere la notizia del magnate tirolese Benko arrestato in Austria dopo il mega crack del gruppo Signa. Il tycoon 47enne indagato in 4 paesi, tra cui l'Italia. La Procura di Trento ne aveva chiesto l'arresto e così l'apertura del sito del Corriere. Anche Repubblica: René Benko arrestato in Austria dopo il mega crack e l'inchiesta in Italia. Certamente ci torneremo, adesso linea al Parlamento. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che dà il bentornato sulle nostre frequenze al deputato della Lega Jacopo Morrone. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. È un piacerone, naturalmente è un piacere soprattutto sapere che cosa succede in Parlamento, che cosa succede sul fronte della giustizia. Ieri hai risposto al ministro della giustizia Nordio sull'amministrazione della giustizia nel nostro paese. Va riformata per essere più equa e imparziale, hai detto. Raccontaci, Jacopo. Un passaggio importante, finalmente un governo che farà una vera e propria riforma della giustizia. Sono tanti i temi all'ordine del giorno, sono tanti i temi, quelli che sono i provvedimenti che sono in questo momento qui in aula. Ci sarà però una vera e propria rivoluzione, una per tutta la separazione delle carriere, il sistema carcerario, la sicurezza e la tutela delle forze dell'ordine. Questi sono poi i temi principali che ho toccato durante il mio intervento, sia in discussione generale che in dichiarazione di voto. Separazione delle carriere, che è sotto gli occhi di tutti, è uno dei più significativi, è un passo in avanti, è una riforma indispensabile che servirà appunto a dotare al Paese di un sistema di giustizia più equo e imparziale. Naturalmente questo noi lo specifichiamo ogni volta perché i nostri detrattori cercano comunque spesso di screditarci e di fare una polemica sterile, fine a se stessa. Non è alcun intervento, alcun intento punitivo nei confronti della magistratura. Questo garantirà semplicemente la pubblica accusa di quella che è una piena autonomia, dell'indipendenza, quindi questo è un grande passo in avanti su cui noi abbiamo creduto e cerchiamo di portare avanti. Poi è toccato il tema dell'amministrazione penitenziaria. Io nella mia esperienza politica ho avuto anche l'opportunità di fare il sottosegretario alla giustizia, avevo delega specifica alla polizia penitenziaria e devo dire la verità, finalmente anche con questo governo di centrodestra siamo tornati ad assumere nuovi agenti della polizia penitenziaria, quindi nuove risorse. C'è stata poi una modifica importantissima che io ricordo dall'ora 2019, io portavo avanti, avevo allora dei proposti di legge, se ne discuteva, quella dell'istituzione dei medici della polizia penitenziaria, quindi necessari e fondamentali perché era l'unico corpo a non averli fino appunto a poco tempo fa. E ho fatto anche alcune richieste al ministro Nordio che conosco da tanto tempo, ricordo che il ministro Nordio insieme al sottoscritto eravamo entrambi presidenti di 2 comitati quando facevamo il comitato referendum. Ritornando alla separazione delle carriere, noi Lega nel 2021 proponemmo dei quesiti dove c'era già la separazione delle carriere. Nordio era presidente di un comitato promotore, io di un altro, quindi persona con cui mi permetto di avere una certa confidenza anche da questo punto di vista. Quindi ho chiesto di andare oltre e di istituire quello che è un ruolo specialistico di psicologi per offrire un supporto indispensabile agli agenti che vivono situazioni estremamente difficili. Purtroppo nelle carceri c'è il più alto numero di suicidi. Io ogni volta che si apprende questo
ci fa pensare, ci fa riflettere. E visto che tanti di questi suicidi, oltre che i detenuti, sono anche di agenti della polizia penitenziaria, spesso ragazzi giovanissimi che sono costretti di 20-22 anni, sono costretti a trasferirsi centinaia di chilometri e vivono la loro professione all'interno dell'istituto penitenziario, poi dormono nelle caserme, quindi spesso non hanno le famiglie molto lontane, quindi spesso è necessario un aiuto, un supporto psicologico, e quindi io ho anche una proposta di legge in tal senso. Spero che presto si possa andare oltre e dotare proprio di un supporto psicologico gli agenti della polizia penitenziaria, oltre che naturalmente è una battaglia storica della Lega di dotarli di quelli che sono gli strumenti necessari per svolgere bene il loro lavoro, quindi le bodycam e i taser. Quindi noi ci siamo sempre battuti anche con il nostro ministro Matteo Salvini quando allora era ministro dell'interno, adesso con il sottosegretario Molteni, quindi cerchiamo comunque di portare avanti questi temi, perché le forze dell'ordine, che già mettono la loro sicurezza a rischio per garantire la nostra di sicurezza, che abbiano quantomeno gli strumenti idonei per poter svolgere il proprio lavoro. E l'altro discorso che ho approfondito, visto che sentendo anche gli altri colleghi, naturalmente delle sinistre, intervenire per quanto riguarda i suicidi dei detenuti, mi auguro non diventi un campo di battaglia dove prevalgano poi quelle che sono strumentalizzazioni ideologiche, che vanno poi di scapito di quella che è una ricerca vera di soluzioni, che lo sappiamo, la soluzione per noi non deve passare naturalmente da uno svuotacarceri, quindi la Lega è sempre stato contro qualsiasi tipo di svuotacarceri, ma piuttosto a un'edilizia penitenziaria o cercare soluzioni, perché naturalmente chi ha commesso un reato compie la sua rieducazione all'interno di uno istituto penitenziario, anche perché poi non c'è nessuna causalità fra il sovraffollamento e la spinta suicidaria, quindi bisogna conoscere il settore. Purtroppo spesso tanti colleghi di sinistra invece usano i numeri dati forse un po' a caso, non neanche letti attentamente, per cercare di fare una polemica che non dice nulla. Quindi noi siamo per un'edilizia penitenziaria sostanzialmente che cerca di recuperare quelle strutture già esistenti, ma che ci siano anche degli accordi a livello internazionale. Questa è la nostra grande battaglia, perché i detenuti stranieri possano scontare la loro pena non in Italia, quindi a spese dei contribuenti italiani, ma all'estero a spese dei loro paesi di origine. E vi assicuro che percentualmente gli stranieri sono sovrarappresentati nelle carceri italiane, e in base a quello il numero che sono, quindi questo ci deve fare pensare. Altro discorso, se vogliamo, più di nicchia, però fondamentale, è anche quello del sovraffollamento delle carceri minorili. Purtroppo ci sono sempre più reati commessi da giovani, anzi giovanissimi, a volte in mano addirittura a criminalità organizzata. Anche qui non dobbiamo cedere davanti a suggestioni indulgenziali. Ci sono purtroppo giovanissimi che commettono reati atroci e quindi devono capire che lo Stato deve in qualche modo difendersi e garantire la sicurezza che ho trattato naturalmente facendo innanzitutto congratularmi col governo che ha fatto un encomio a Luciano Masini. Io non so quanti si ricordano questo nome, però tutti ricorderanno sicuramente il comandante dei carabinieri che ha fermato il migrante che ha accoltellato 4 persone a Verrucchio, quindi in provincia di Rimini, durante la notte di Capodanno, e che ora è indagato per legittima difesa per aver bloccato, uccidendolo, questo migrante che aveva già accoltellato 4 persone e che rischiava di colpirne altre facendo una vera e propria strage. Quindi questi, diciamo, sono i temi principali che abbiamo toccato. In particolare quella sulla sicurezza. Ho ricordato Luciano Masini perché purtroppo vedo che c'è da parte delle sinistre, anche quando succedono cose simili, il tentativo di attaccare, di screditare la polizia, di screditare i carabinieri, persone che rischiano la loro incolumità per garantire la sicurezza del paese, della collettività,
a mio avviso vanno sempre difesi e tutelati per garantire la loro serenità, la loro operatività, a tutela loro, ma soprattutto a tutela del nostro paese. Questi sono gli argomenti in maniera così più veloce possibile che ho toccato. Naturalmente ho fatto 2 interventi di oltre 10 minuti l'uno perché ho sforato un pochino, quindi sarebbe molto più da raccontare, però questa è stata la posizione della Lega, che ricordo abbiamo 3 capisaldi che sono per noi dei valori irrinunciabili come Lega, che guidano quella che è la nostra visione politica, che sono la giustizia, la sicurezza e la libertà. Quindi noi lo abbiamo fatto fino adesso con la guida del nostro segretario federale Matteo Salvini, misuriamo ogni singolo provvedimento e ci assicuriamo che questa esigenza, quindi quella dei valori di giustizia, sicurezza e libertà, sia rispettata. E devo dire la verità, fino adesso ci sentiamo rispettati. E io ringrazio davvero Jacopo Morrone per questo focus nel campo della giustizia, in particolare nel campo delle carceri, ma invito voi ascoltatori che volete saperne di più, cercate direttamente, ad esempio su Facebook, Jacopo Morrone, o cercate il gruppo Lega Camera o il gruppo Lega Senato, perché qui trovate tutti i principali interventi che i nostri parlamentari hanno svolto nelle ultime ore. Jacopo Morrone, è stato davvero un piacere, buon lavoro e alla prossima. Grazie a tutti voi, un saluto. Qui Parlamento. Nei fine settimana riascolta i tuoi programmi preferiti. Domenica aspettati il meglio sui canali. Vado io? Ok. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Avete fermato il jingle in onda? Oggi il mio nuovo singolo, Ballo da sola, che ha un gusto molto attuale in quanto parla di una ragazza che, ribellandosi alla possessività, all'arroganza del suo ragazzo, decide di appunto ballare da sola, cioè iniziare a decidere per se stessa. Sono anche felice di annunciare che è finalmente disponibile il video musicale, distribuito tramite Vevo, ma disponibile anche su YouTube e sui miei social, dove mi potete trovare come Xada o The Real Xada. Vi aspetto. Ora vi saluto e vi auguro un buon ascolto. Ciao! Sai guardarmi così, come una Venere, pretendi sempre un mio sì, ad ogni ballo di ogni genere, muovi il mio corpo la notte, la musica è una scelta tua, e poi tutte le volte sorridi, sei forte, e a me non lasci andare più. Adesso ballo da sola, da che spille noia. No, non mi importa che tu mi lasci e te ne vai, ma tu non lo farai. Tu non lo farai. Ti sguardi sempre ammicanti, di tutti anche del DJ. Sognano di essere amanti, ma io non sto cercando guai. Ne ho visti di adulatori, mi vendono di falsità. Loro sembrano attori in cravatte, mi chiede questa fiction è realtà. Ma in quella luce adesso ballo da sola, da chi ha spide noia. No, non mi importa che tu mi lasci e te ne vai, ma tu non lo farai. Tu non lo farai. Bye.
sola, solo una parola. Se mi lasci e te ne vai, ma tu non lo farai, ma tu non lo farai. Ma tu non lo farai. Ma tu non lo farai. In diretta dalla discoteca Clubhouse di Salice Terme in provincia di Pavia, la vincitrice del Cantabrianza, signori, si fa chiamare Xada con la X, ok? Ballo da sola, e ce la siamo ballata tutti noi questa canzone che trovate facilmente su YouTube e su tutti gli store digitali. Brava davvero Xada, ha una voce splendida, ci sono delle cover venute eccezionali. Ancora il buon mattino, Sammy Varin, Potere al Popolo, buongiorno a chi ci ha acceso in questo momento o magari a chi è lì da questa mattina alle 7:30, lo so che siete in tanti, magari aspetta anche i WhatsApp, perché me ne avete spediti tanti al 340 6709 659 per commentare le notizie del giorno. Beh, chiaramente io sono qui per leggerli e allora facciamo qualche esempio. È evidente che i tedeschi ci hanno spedito il generale libico per metterci in crisi con la Libia con un arresto. Bene abbiamo fatto a sbolognarlo. Purtroppo però a causa di tutti questi supermercati chiudono tutti i negozi nei paesi e nelle città facendo morire i centri storici. Vero? Quindi per stare al governo si massacrano gli italiani? Ma no, cara ascoltatrice, ascoltatore, ci mancherebbe, come diciamo sempre la verità sta nel mezzo. Certo, la notizia che Esselunga sia riuscita finalmente ad aprire un supermercato a Modena è una notizia. Poi la spesa dal contadino, come dico spesso, bisogna farla, se non tutti i giorni, ogni tanto facciamola. La spesa al negoziante vicino a casa altrettanto. Magari al supermercato si fa quella volta alla settimana per fare la spesona, ma le piccole cose tutti i giorni dal negozietto vicino a casa. Finché c'è. Purtroppo è più importante sostenere l'Ucraina a 360 gradi e spennare gli italiani. Poi ci chiediamo il perché la gente non va a votare. No, bisogna sempre andare a votare. Certamente questi rincari di gas e elettricità e nessuno che ne parla ci hanno fatto piuttosto arrabbiare. Hanno fatto arrabbiare voi e ti immagini noi che facciamo da cordone ombelicale per la politica. Stiamo starnazzando di brutto. Vedrete che ci saranno delle risposte, arrivano sempre in ritardo purtroppo, ma arrivano. Buongiorno, ma a proposito del rapimento, come avrebbero giustificato in comune l'assenza della trascrizione sui registri delle nascite? Bella domanda, Pina, è vero. Tu pensa se non ci fossero state le telecamere di sicurezza a filmare quei due che rapivano il bambino, la bambina, non so più se era un maschio o una femmina, gli hanno cambiato il vestitino, cioè basta, spariva nel nulla e quelli facevano la festa. Buongiorno caro Sammy, ogni volta che i nostri giornalisti intervistano un lamentosissimo immigrato tralasciano di fare una domanda semplice e spontanea. Allora, visto che qui non ti va bene niente, non ti senti per nulla italiano, vorresti ritornare subito e di corsa al tuo paese natale, vero? Sammy, perché nessuno ha il coraggio di dire questo? Brava Lisa, bella meditazione. E poi c'è un'altra, vediamo se arriva l'audio di Cosimo, lo stiamo caricando, ma lei l'Avurash l'arriva minga e passo a quello dopo. Altra follia climatica, le quote CO2 e i titoli tossi che generano. Assolutamente sì, non ne parla nessuno vergognosamente. E noi che siamo qua alle 11:21 e cerchiamo di parlare di quello di cui non parlano gli altri, perché fare il coro con le solite notizie sono capaci tutti. Siamo qua, raccogliamo i vostri oboli, i 5 euro che ci date al conto corrente postale 37671294 o sul sito radiolibertà.net cliccando sostienici, abbonati. Vogliamo fare una vera e propria controinformazione? Andiamo sul quotidiano Libero. Già, perché questa mattina vi ho letto la prima pagina, soldi e bugie per imporci le follie verdi
allora era vero, avevamo questo dubbio che ci fosse un'imposizione di informazione e una mancanza di possibilità di dire altre cose che non fossero quelle. Abbiamo visto sui social la censura è stata ufficiale. Beh, leggiamo la prima pagina di Libero e l'articolo di Alessandro Gonzato proprio su soldi e bugie per imporci le follie verdi, l'eco-business, e cioè che l'Unione Europea avrebbe pagato segretamente gruppi ambientalisti per promuovere la svolta green di Timmermans, magari gli stessi che facevano le cazzate, tu dici, quelle che poi noi abbiamo proibito. Il Qatargate a confronto è una cosa da pivelli. C'è del marcio, oltre a una folle ideologia, nella transizione ecologica voluta strenuamente dalla sinistra. Il quotidiano olandese di Telegraph sgancia la bomba. La Commissione europea avrebbe pagato gruppi ambientalisti per promuovere i piani verdi dell'ex commissario Frans Timmermans. Fondi segreti in cambio di pressioni. Il socialista, anche lui olandese, è stato vicepresidente esecutivo della Commissione UE per il Green Deal dal 2014 al 2023 e per un quadriennio è stato anche commissario per il clima. Mi viene da tossire, ma è lo smog che c'è a Milano. Che succede quindi? Sul Telegraph si sta facendo tremare l'Eurocamera, cita contratti riservati, tra cui uno da 700.000 euro per orientare il dibattito sull'agricoltura, è il virgolettato. La Commissione europea, riporta il Telegraph, avrebbe usato fondi provenienti da un budget di diversi miliardi destinati a sussidi per il clima e l'ambiente per sostenere la cosiddetta lobby ombra. Chiariamo, al Parlamento europeo i lobbisti sono ammessi, c'è un registro apposito, il regolamento è stato rafforzato, almeno sulla carta, dopo lo scandalo delle mazzette in cambio di favori a Qatar, Marocco e altri paesi, e però, stando al Telegraph, negli anni si sarebbe sviluppato un giro vorticoso di fondi sospetti. Il sistema sembra consolidato, tanto che i gruppi ambientalisti, si legge, dovevano mettere nero su bianco i propri risultati. Ci sarebbe il caso degli European Environmental Bureau, un gruppo di organizzazioni ambientaliste che avrebbe ricevuto incarico di fornire almeno 16 esempi di come l'Europarlamento avesse reso più stringenti le normative ambientali grazie alla sua pressione. Nel Green Deal rientrano alcuni dei più contestati provvedimenti decisi dall'Unione Europea, come lo stop alla produzione di veicoli a benzina e diesel dal 2035, le maxi multe che dal 1 gennaio vengono comminate alle case automobilistiche che non raggiungono gli standard nella vendita dell'elettrico. Per la D di Renault De Meo si potrebbe arrivare complessivamente a 15 miliardi quest'anno. Tutto all'interno dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione Europea entro il 2050 e il passaggio alla mobilità ad emissioni zero. Nella transizione green un capitolo fondamentale riguarda la legge sul ripristino della natura, ricordate, che sarebbe stata spinta dietro pressioni da 185 organizzazioni ambientaliste. Tra i punti principali della Natural Restoration Law, crociata di Timmermans, di socialdemocratici, di verdi, contestatissimo, c'era quello di imporre agli agricoltori di lasciare il 10% dei terreni a Maggese, e la stessa norma doveva essere applicata da Copenaghen a Mazzara del Vallo, senza tener conto delle diversità climatiche, oltre al danno devastante alle singole economie. Dopo proteste di fuoco c'è stato un ravvedimento e però, per restare in Italia, Coldiretti ieri è tornata a tuonare. Pretendiamo trasparenza e chiediamo che la Commissione UE faccia chiarezza sul caso Timmermans. Per anni sono stati criminalizzati come il male assoluto i produttori agricoli e i coltivatori diretti, erigendo alcune delle associazioni ambientaliste più importanti a giudici di un tribunale della storia che pretendeva di condannarli, in particolare quelli italiani.
L'inchiesta del Telegraph prosegue. Coldiretti ha svelato ciò che avevamo denunciato con fermezza già anni fa, sollevando ripetutamente dubbi su presunti conflitti di interesse. Siamo i primi a denunciare l'imbroglio verde e a dire che dietro il falso ambientalismo ci potesse essere altro, compreso il business dei cibi fatti in laboratorio. Secondo Götting, eurodeputato olandese e componente della Commissione Bilancio, c'erano liste redatte dalle lobby con i nomi di tutti i politici che dovevano essere contattati. Götting afferma di avere avuto accesso ai documenti riservati visionati dal quotidiano. Questa, sottolinea, non è una campagna diffamatoria contro gli ambientalisti. Fare lobbying è un loro diritto. Il problema è il comportamento della Commissione UE. Ora Götting apre un altro capitolo potenzialmente incandescente. Vorrei sapere se questo tipo di attività è avvenuto anche su altri temi, come la migrazione. Rimaniamo per ora all'ambiente, ma vedremo dove andremo a finire. È chiaro che se si solleva il coperchio, a volte trovi delle sorprese. Questo quest'oggi su Libero e su pochi altri quotidiani, dove per fortuna campeggia anche la buona notizia, e di questo siamo felici, che l'agricoltura italiana è la prima del continente, e naturalmente siamo tutti felici con Lollobrigida che ricorda la crescita del reddito medio degli agricoltori. Anche quella è aumentato del 12,5%, dati che testimoniano inequivocabilmente che abbiamo intrapreso un percorso corretto, mettendo al centro questo settore economico, l'agricoltura, fin dal primo giorno del nostro mandato, essenziale per il futuro della nazione. Anche la Presidente del Consiglio Meloni si sofferma sull'importanza di questi dati, fotografati come un primato storico che ci rende particolarmente orgogliosi e che è frutto del lavoro, della dedizione, della determinazione delle imprese e dei lavoratori del comparto. L'agricoltura italiana è la prima del continente, un record. Il comparto vale 42 miliardi, Spagna e Francia sono dietro di noi. Finalmente una buona notizia con la quale ci fermiamo, ma solo per poco, signori. C'è la pubblicità, c'è Acerbis, c'è una canzone indipendente bella bella di Mauro Masè, e poi Sammy Varin torna in onda con i vostri messaggi e con gli appuntamenti da non scordare targati Lega. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Questa mattina voglio parlarvi di una cosa straordinaria, di un momento particolare, di un momento importante per la nostra Italia. Se amiamo l'Italia, dobbiamo amare anche i suoi prodotti, i suoi figli, che alla fine sono i suoi frutti. Siamo in piena raccolta delle olive, stiamo producendo l'olio nuovo, qualcosa di straordinario. La produzione quest'anno è un po' migliore dell'anno scorso, anche il frutto si presenta bene. Quindi a tutti coloro che ci conoscono già, a tutti coloro che vogliono provare l'olio extravergine di oliva Acerbis, la grande offerta è di ricevere 6 bottiglie di olio Acerbis da 1 litro direttamente a casa vostra, chiaramente estrazione a freddo, chiaramente 100% italiano di olive italiane. 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis a casa vostra, parlo dell'olio novello, 84 euro. Il trasporto è gratuito, chiamate 030 68 44 08 o visitate olioacerbis.com. Grazie. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ciao, sono Mauro Masè e presento il mio ultimo singolo, Marco. Un saluto a tutti gli amici e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Ciao, buona musica a tutti.
Scrittore di canzoni, performer di sogni e di meditazioni dal passato. Subì prima il fascino di Lucio Battisti, è stato grande ammiratore di Lucio Battisti, ha ricantato con impressionante somiglianza le più belle canzoni di Lucio Battisti, poi ha preso pian piano una sua strada. Sto parlando di Marco Mase, che ci ha fatto ascoltare il suo ultimo estratto dal nuovo album, si intitola Marco. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega li trovate sul sito legaonline.it, ma molti di questi me li inviate voi stessi tramite WhatsApp al 340-6709-659, perché sapete che Sammy Varin con i colleghi li leggiamo ogni giorno in ogni trasmissione. Primo appuntamento da non scordare proprio per domani, venerdì 24 gennaio alle 20:45 al Teatro San Carlo di Arona, quindi in bilico tra Piemonte e Lombardia, gli Stati Generali dell'Economia 2025. Ragazzi, questo è un bel appuntamento, alle 20:45 c'è bella gente, ma soprattutto cerchiamo di capire dove andiamo a finire. Intervengono onorevole Riccardo Molinari, presidente del gruppo Lega, Camera dei Deputati; onorevole Alberto Bagnai, presidente della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, capo dipartimento economia della Lega; onorevole Alberto Gusmeroli, presidente Commissione attività produttive, commercio e turismo, Camera dei Deputati, ma anche sindaco in quel di Arona; professor Antonio Gozzi, presidente Federacciai, membro del Consiglio Generale di Confindustria; dottor Marco Granelli, presidente nazionale Confartigianato; professor Angelo Miglietta, ordinario di Economia delle aziende dei mercati internazionali, prorettore vicario Università IUL Milano, con la presenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Se siete in zona, ma anche se non lo siete, Arona è raggiungibilissima anche da Milano. Domani, venerdì 24 gennaio, ore 20:45, al Teatro San Carlo di Arona, Stati Generali dell'Economia 2025. Appuntamento decisamente da non scordare. Sempre domani, venerdì 24 gennaio, da tutt'altra parte ad Aosta, ma anche qui bella gente, più sicuri, più liberi. Il DDL sicurezza tra innovazione e opportunità. Arriva Nicola Molteni, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno. Arriva Gianni Tonelli, responsabile Dipartimento Sicurezza e Migrazione della Lega. Appuntamento per domani, venerdì 24 gennaio, ore 18:30, ad Aosta, saletta BCC Argo d'Augusto, con Andrea Manfrin, consigliere regionale della Lega, e Andrea Mosca, coordinatore regionale Lega Giovani Val d'Aosta. Cose interessanti che si ripeteranno nelle prossime settimane alla Lega in Festa di Palazzago. Wow! Ricominciamo con le feste della Lega nella Bergamasca e loro sono tosti. 14, 15, 16 febbraio e poi ancora 21, 22, 23 febbraio, area feste, struttura fissa e riscaldata, tutte le sere a partire dalle 19, bar, pizzeria, cucina tipica. Festa della Lega a Palazzago, in provincia di Bergamo, decisamente da non mancare. Non questo sabato, ma il prossimo. Il 1 febbraio alle 9:30 del mattino c'è Alessandro Morelli a parlare di mobilità e area C, le prospettive per la città di Milano. Una tavola rotonda organizzata dal gruppo consigliare Lega Salvini Premier Comune di Milano, dal gruppo consigliare Lega Salvini Premier Municipio 1. Mobilità e area C, le prospettive per la città riguardano tutti voi che vivete a Milano, ma anche tutti noi che a Milano, nel bene o nel male, ci dobbiamo passare. Sabato 1 febbraio, ore 9:30, al CAM Falcone Borsellino, Corso Garibaldi 27 Milano. Dicevo, Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Pietro Senaldi, direttore
quotidiano Libero, una tavola rotonda con Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza, Enrico Bonizzoli, esperto mobilità e sicurezza stradale, Ivo Roberto Cassetta, amministratore delegato Milano Serravalle, Emanuela Curtoni, direttore area territorio ambiente di Assolombarda, Marco Giachetti, presidente fondazione IRCCS Cagranda, Andrea Gibelli, presidente esecutivo Ferrovie, Giovanni Mantegazza, presidente di APA Confartigianato. Gente importante, ma soprattutto cerchiamo di capire dove andremo con questa mobilità di Milano e soprattutto l'area C e anche l'area B. Che cosa ci riserveranno queste zone di Milano? Quanto ce le faranno pagare, e non soltanto tra virgolette? Sabato 1 febbraio ore 9:30 al CAM di Corso Garibaldi 27 a Milano. Appuntamenti da scrivere in calendario, ce ne sono ancora? Certo, ad esempio riapre la scuola di formazione politica della Lega. Siamo alla 10ª edizione nazionale. Nel 2025 si tiene il 22 e 23 marzo a Roma, Palazzo Rompigliosi, via 24 maggio 43. Chi si vuole avvicinare alla buona, speriamo, politica della Lega, www.scuoladiformazionepolitica.it. Non soltanto per chi vuole fare la politica, ma anche per chi la politica la vorrebbe un po' più capire. Cos'altro c'è da ricordare? C'è sempre qualcosa da ricordare. Il magna magna di Sammy Varin non finisce mai, non siamo alla buvette del Senato, però questa domenica 26 gennaio alle ore 13 pranzo di inizio anno della Lega Provinciale Martesana. Tutte le scuse sono buone, ma soprattutto, signore e signori, 20 euro. Oh, facci vedere sto volantino, è una roba che fa venire fame soltanto a vederlo. Pranzo d'inizio anno Lega Provinciale Martesana al ristorante Peppino di Carugate. Devo proprio leggere il menù. Vabbè, lo leggo, d'accordo, perché io non ci credo a sta cosa. Cioè, 20 euro tutta questa roba da mangiare. Antipasto, aperitivo e stuzzichini, salumi della nostra cascina, tartare di fassona, cipolline e agrodolce, melone bianco con mentuccia, insalata di cavolo viola. Questo è solo l'antipasto. Il primo, risotto allo champagne, tagliatelle fresche a ragù e funghi. Il secondo, maialino varino al forno, no, varino non c'entra, tagliata di manzetta alla Robespierre, verdura al vapore e patate fritte. Questo era solo il secondo. Il dolce, torta e spumante Champion, caffè e bevande incluse, 20 euro. Io non lo so, se questa domenica 26 gennaio siete liberi a pranzo, ma anche chi non è della Lega, ragazzi, fateci un pensierino. La Lega Provinciale Martesana vi invita a pranzo questa domenica 26 gennaio ore 13 al ristorante Peppino di via Toscana 10 a Carugate. Siamo nell'Interland di Milano, di Monza. Chiaro che dovete prenotarvi, perché se arrivate all'ultimo momento magari trovate tutto pieno e non c'è niente da fare. C'è un numero di telefono Nunzio 348 41 05 798 348 41 05 798. Cioè, tutto questo 20 euro, ragazzi, non esiste da nessuna parte. A proposito di appuntamenti da non scordare targati Lega, e non possiamo che fare i complimenti a qualcuno, li facciamo, inquadra qui, notizia locale, tra virgolette, ma che riguarda la Lega Lombarda. Voce ai territori, il segretario Sala, vice di Romeo. Il sindaco di Telgate, braccio destro del segretario regionale, incarichi anche per Anelli, Vezzoli e
Pedretti. Si rafforza il peso bergamasco nella Lega Lombarda con 4 esponenti orobici del movimento che entrano nella segreteria regionale e altri 3 che potrebbero avere nuovi ruoli. Una posizione apicale va al segretario provinciale Fabrizio Sala, che è stato nominato vice dal leader regionale Massimiliano Romeo, eletto nel congresso del 15 dicembre scorso. Un tridente. I vice sono infatti 3, con la bresciana Roberta Sisti, il deputato Andrea Dara, in quota Luca Toccalini, lo sfidante di Romeo che poi si è ritirato. Tutto questo servirà per riportare al centro della Lega la questione settentrionale e soprattutto dare una marcata linea territoriale alla nuova Lega Lombarda. L'organigramma della segreteria regionale ufficializzato nel direttivo di lunedì scorso dimostra una Lega Lombarda che si dota di una macchina operativa e organizzativa per tornare a fare politica per la Lombardia, che dà voce ai territori nell'interesse degli amministratori, punto di riferimento per i cittadini, le associazioni di categoria e le imprese, commenta Sala. Già nei nuovi panni ieri si è districato tra appuntamenti e telefonate, mentre venerdì sera sarà il direttivo provinciale di Crema. Ma come si diceva, nelle diverse strutture di cui la segreteria regionale della Lega si è dotata, figurano anche altri bergamaschi. Il consigliere regionale Roberto Anelli, uomo di punta della Lega della Val Seriana, è coordinatore dei rapporti con le forze politiche, pontiere con gli alleati del centrodestra. Ramon Pedretti, già segretario della circoscrizione della Val Cavallina, fa parte della consulta enti locali, che dovrà anche tenere i contatti con i rappresentanti della Lega nelle società partecipate. Cristian Vezzoli, già sindaco e ora assessore di Seriate, entra nella commissione istruttoria disciplinare, quella che si occupa di provvedimenti quali ammonimenti ed espulsioni. Altri nomi bergamaschi starebbero circolando per nuovi incarichi in attesa di ufficializzazione. L'ex deputato Daniele Belotti, ad esempio, potrebbe entrare a far parte di una segreteria politica, una sorta di gruppi di consiglieri di supporto alla segreteria regionale di Romeo. Per lo stesso gruppo si fanno i nomi anche di Luca Toccalini e del presidente della regione Attilio Fontana. Per il sindaco di Dalmine Francesco Bramani e per Alessandro Chiodelli, membro del direttivo regionale e vice direttore del Parco Ada Nord, potrebbero profilarsi altre posizioni operative. Sull'allargamento della partecipazione Sala precisa: c'è spazio per chi ha voglia di impegnarsi con competenza ed entusiasmo per dare risposte a tutto il territorio lombardo. Così naturalmente i complimenti a Fabrizio Sala, nuovo vice della Lega Lombarda, e naturalmente complimenti a tutti gli altri che hanno avuto incarichi importanti all'interno della Lega. Ma i complimenti li facciamo a chi non ha nessun incarico e si dà da fare quotidianamente per parlare alla gente, ma come dico sempre, per ascoltare la gente, perché a parlare sono davvero capaci in tanti. Grazie. WhatsApp certamente al 340-6709-659. Grazie a chi ci fa i saluti, a chi ci fa gli auguri di buon lavoro. Grazie soprattutto a chi ci dice ho versato. Ehi là, il solito Sammy Varin che batte cassa. Grazie per chi sta sostenendo anche economicamente questa radio, perché ha scoperto qualcosa di nuovo. Lo sapete, tramite il conto corrente postale 37671294 è possibile aiutare Radio Libertà anche soltanto con 5 euro la prima volta che andate in posta, o ancora più semplice fare un giro sul sito www.radiolibertà.net e scoprire la nostra controinformazione e scoprire che oltre a una radio siamo anche una televisione, ma ci sono articoli che non trovate da nessun'altra parte, e scoprire naturalmente che la nostra radio vive anche attraverso il vostro contributo economico. Grazie ancora una volta. Sì, sto per andarmene, naturalmente faccio un giro però sulle agenzie, sui siti, ancora l'apertura per Benco, arrestato in Austria dopo il mega crack e l'inchiesta in Italia, ma subito
sotto USA Russia, il Cremlino che risponde a Trump, sanzioni da Trump, niente di nuovo. E che vi avevo detto io, ragazzi? Trump, un po' più di fantasia, le sanzioni noi alla Russia è da anni che gliele facciamo e se ne fotte altamente, ci perdiamo noi soltanto. Dice Putin, pronti a dialogo paritario e rispettoso. A proposito di guerra in Ucraina, Trump, in Ucraina una guerra ridicola, Putin la fermi. E poi spuntano le foto esclusive della vicenda della neonata rapita, nella casa addobbata a festa anche la culla baldacchino, i dubbi sul ruolo del marito. Sì, perché quando uno è africano non c'entra mai niente, sto scherzando, of course, ci mancherebbe, però che il marito non sapesse nulla, che la moglie aveva messo il cuscino per sembrare incinta, cazzo, cioè bisogna essere un pochettino, non lo so, non ridete, la Sveva e il Simone ridono, mi devo alzare di nuovo, farvi vedere la mia finta pancia? Non lo farò per questa volta. Sì, va bene, mi fanno cenno che è meglio che me ne vada, e soltanto il sito del Corriere, ve lo ricordo perché la notizia poi crea una certa apprensione in chi vorrebbe prima o poi, ma chissà, andare in pensione. La pensione arriverà a 68 anni, 6-8, mi sembra di fare le estrazioni dell'8, e per i dipendenti pubblici a 77. Sarebbero uscite le nuove regole, ma tranquilli, sono stimiamo. La ragioneria dello Stato, un certo tempo c'era Monorchio, ve lo ricordate? Faceva paura soltanto, ma questi sono quelli che non passano mai, no? Poi dopo lui è andato in pensione, penso, le stime della ragioneria dello Stato sono in base all'aspettativa di vita, è chiaro, se viviamo di più dobbiamo dare di più. Dal 2040, quindi c'è tempo, serviranno 2040, ce lo dicono oggi, serviranno 13 mensilità in più, le regole per il pubblico impiego, ecco chi lascerà il lavoro a 70 anni. Sempre bello sapere queste cose, uno veramente ci sta. E attacca Biden, ha dimenticato di graziare se stesso, non escludo un'indagine su di lui. Cioè, questa l'ha appena detta Trump, ha detto che ha accusato il suo predecessore Biden dicendo ha fatto entrare 21 milioni di persone negli Stati Uniti e adesso chiaramente bisogna assolutamente deportarli. Deportiamoli fuori dagli Stati Uniti, santa polenta. Anche qui, ragazzi, spero che qualcuno la tiri fuori. Ci ha già pensato il nostro direttore Sallusti, ma anche sui giornaloni salti fuori un po' di polemica su questo termine che viene tradotto malamente da quando casualmente Trump è diventato presidente degli Stati Uniti. E quindi non si può più dire rimpatri, ma bisogna dire deportazioni, che a noi italiani ricorda un certo passato. Bene, me ne vado. Sammy Varin vi ringrazio per il gentile ascolto, lo so, vorreste che io rimanessi, ma no, non fate complimenti, me ne vado. Simone Sveva, grazie, dall'altra parte del vetro che non c'è, ma comunque io torno, è la solita minaccia, già, domani mattina alle 7:30.